Next Stop, un viaggio consapevole a bordo della linea 1. Da Saint-Stae a Cadoro. Appena di fronte alla fermata di Saint-Stae troverete un palazzo dalla facciata alquanto sobria. È situato tra quello con il bassorilievo della Madonna e quello con i pali bianchi e gialli. Se fate attenzione vedrete che sopra il portale principale e su tutta la facciata del primo piano ci sono ancora le tracce dei magnifici affreschi con i quali era decorata. Questa tratta offre tantissimi punti di interesse. Capesero è la bellissima sede della Galleria d'Arte Moderna che ospita artisti del calibro di Miro, Klimt, Chagall, De Chirico, Kandinsky ed altri. Subito dopo si staglia l'imponente settecentesca Ca' Corner della Regina, sede veneziana della Fondazione Prada, che ospita mostre d'arte contemporanea soprattutto durante la Biennale d'Arte. Dall'altra parte del canale appare come per magia un palazzo che sembra fatto di pizzo e merletti. Si tratta della Cadoro, che ospita la ricchissima Galleria Franchetti, piena di opere di origine toscana e veneta. Tra gli artisti Tullio Lombardo, Mantegna, Carpaccio, Tiziano e Giorgione. Giorgio Franchetti in persona si occupò del restauro dei meravigliosi intarsi del pavimento del piano terra. Nelle vicinanze. Da questa fermata potrete esplorare un'altra zona della città molto interessante, da Ponte Chiodo, senza parapetto, alla Chiesa dei Miracoli, un vero concentrato di bellezza, alla zona del Million, dove erano le proprietà di Marco Polo, a Calle Varisco, la più stretta in città, fino ad arrivare al sontuoso Campo San Giovanni e Paolo, pieno di storia, arte e curiosità. Next stop, Rialto Mercato.